l'ho detto prima, e questo è un pezzo di storia, diciamo, della musica, e avete realizzato è anche un libro, diciamo. Esattamente, sì, perché è un doppio CD dove appunto 30 nostri amici musicisti, come dicevo prima, Valerio Liboni, Jerry De Bruto, John Sorigheira, gli Schiantos, nonché Mao, eseguono le nostre principali canzoni, quindi 29 canzoni più 2 inediti, e c'è un libretto che ripercorre la storia sia di noi poveri illusi e sia delle nostre canzoni. Allora sì, esatto, stiamo parlando veramente della storia dei poveri illusi che così, giusto per dare qualche punto cardinale, Comincia nel 1987, nel 1988 esce il nostro primo 45 giri che si intitola Il nostro primo 45 giri, dove sul lato B c'era una nostra cover di Lady B dei Beatles intitolata Lato B. Poi brevemente lato B è stato, diciamo, lato un successo che anche voi all'epoca avete scappato dalle mani, non ve l'aspettavate una roba. Esatto, è uscito anche in Inghilterra, pensa un po', in una raccolta. È uscito in Inghilterra, pensa. Poi brevemente nel 91 abbiamo vinto il Festival di Sanremo con Il bambino povero. Nel 92 è uscito il primo album omonimo, Qualcuno ci spieghi il jazz, secondo album nel 96 e così via, fino ad arrivare appunto al 2018 e con questo olio di palma, perché voi, diciamo, esatto, così continuamente sempre controcorrente, avete specificato che nel vostro CD c'è olio di palma, perché olio di palma c'è scritto qua contiene olio di palma, ma in realtà olio di palma è una canzone contenuta nel disco ed è una dei 2 inediti che abbiamo composto per l'occasione, ma l'abbiamo scritta apposta per scrivere contiene olio di palma, mica per altro. Ma la canzone è bella, però, l'ho scritta io. La canzone è molto bella, l'ho anche sentita, è una canzone, diciamo, estiva, ecco, però allora diciamo, vi siete avvalsi, giusto per raccontare un po', è stato un lavoro lungo, sono venuti un sacco di ospiti, di musicisti. Tu ne hai citato qualcuno e diciamo avete lavorato come dire, a 6 mani, posso dire così, a 6 mani, perché c'era Vito Vita, c'era il Vince Ricotta alla chitarra e Paolo Rigotto alla batteria, tastiere, nonché tecnico del suono, perché Paolo Rigotto che ha fatto, diciamo, il Mozart della situazione, il fantasma del palcoscenico, era andato a casa sua. Se posso dire, lui quando abbiamo iniziato eravamo momentaneamente senza batterista e lui faceva il fonico. Allora gli abbiamo fatto credere durante le registrazioni di diventare nostro batterista per pagarlo di meno praticamente. E adesso è il nostro batterista. Un grande, Paolo Rigotto. Ha funzionato come sketch, ha funzionato. Beh, ormai Rigotto poi è impegnatissimo anche con la sua carriera solista. Certo. Adesso Rigotto ci verrai a trovare prossimamente col tuo nuovo album, con la finta scienza, no? Quanto prima, non so quanto prima, ma quanto prima, non vedo l'ora e so che anche tu non vedi l'ora, ma se ne parlerà al momento. Bravissimo, Rigotto, abbiamo già avuto qui ospite al salotto. Allora, Vito, diciamo, adesso l'ultimo in ordine di apparizione è stato Rigotto, ma voi, diciamo, in questi anni di carriera quanti anche, diciamo, talenti torinesi oppure, diciamo, stelle ne avete viste passare tantissimi? Beh no, certo, infatti molti sono ospiti anche sono qua, nel disco, sono dai qui. Cruzzi Brothers ai Mirafiori Kids, Paolo Parpaglione degli Africa United al sax che noi abbiamo conosciuto anni e anni fa quando ancora si chiamavano Africa United con la D. Certo. Poi il dottor Lo Sapio, il mitico dottor Lo Sapio, Grande dottor Lo Sapio, che anche lui abbiamo conosciuto in tempi lontani, per cui c'è anche un pezzo di storia della musica torinese in questo disco, possiamo dire. no, dobbiamo dirlo, senza... ed è proprio così, ed è una bella storia. C'è persino, l'abbiamo qua in copertina, Jerry dei Brutos, che erano un gruppo storico degli anni 60. È vero, perché io vorrei anche aggiungere che, tra l'altro, Vito, tu sei, come dire, giornalista musicale. Esatto, ti consiglio di seguire la sua pagina Facebook che tu regolarmente pubblichi e scrivi su Vinile, no? Certo, una rivista bimensile che è una tiratura nazionale, Vinile appunto, di cui sono redattore. Di cui sei? È chiaro. E quindi, Per diciamo, seguite assiduamente quanto vi sto dicendo. A questo punto dovremmo essere quasi pronti, sembra il Letterman, hai visto? Cioè, dovremmo essere quasi pronti, ci siete ragazzi lì, anche se non abbiamo il radiomicrofono, ce la stiamo facendo.